Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che questi circuiti sono disponibili in un ebook che il De Gara e Marietto Veneziano hanno fatto e hanno messo a disposizione il sito del Capitano. Quindi, per chi vuole avere tutti i circuiti che il Marietto Veneziano e il De Garda spiegano nel proprio canale YouTube, se stai la prima volta che incontri queste pillole, basta che vai qui sotto nella descrizione e trovi il link che porta al sito del Capitano, dove trovi una sezione PDF gli ebook gratuiti. Quindi vai lì e cerca le varie. Ci sono più o meno una ventina, 22 ebook, ne hanno scaricati più di 200, 250 mila, e quindi lì ci sono tutti gli ebook dove puoi trovare i PDF in modo gratuito, che il Decano Veneziano mettono a disposizione. Vi ricordo che se volete sempre un consulto sono 20 € 45 minuti. Bene, parliamo un po' di questa situazione che potrebbe succedere, ad esempio, se avete cioè, mettiamolo giù così, nella vita arrivano dei momenti che bisogna fare delle scelte importanti, magari non si è mai avuto il coraggio perché si è sempre pensato che le cose cambiavano, ma poi le cose non cambiano, e allora bisogna chiedere alle forze, in questo caso mercuriali, che danno conoscenza e anche le competenze per avere una svolta. Quindi ho già fatto una pillola, anzi due, riguardanti questo circuito, ma guardiamolo in dettaglio. Questo circuito ha dentro i 72 nomi divini, ma è anche circondato da un decagono. Il decagono è le 10 forme, le 10 forze divine, la creazione. Quindi tutto quello che voi mettete qui dentro, e chiaramente visto che c'è già le 72 forze divine o mercuriali, no? Si raggruppa, prende viva. Quindi voi qui dentro ci mettete un testimone. Cos'è un testimone? È una fotografia più un intento. Al posto di dire le paroline più fette pafide per cercare un parcheggio, qui invece facciamo lavorare le forze mercuriali, e le forze mercuriali servono appunto per avere più conoscenza, competenza, le robe del fare, non del dire, perché è pieno il mondo di persone che parlano, ma è molto meno pieno di persone che fanno. Il fare, capite la differenza fra il dire e il fare, fra dire una parola e invece cercare un parcheggio, fra dire io faccio una cosa e invece farla? Ecco, questo invece vi dà la possibilità di fare le cose, alzarsi bene la mattina presto, fare tutte quelle cose che servono per la famiglia. Quindi se siete un pochettino giù di tono, facciamo e usate così. Se invece avete paura di fare, no, se ve la fate sotto, tremate le gambette e prendete tutte le scuse di questo mondo per il fare, lasciate stare questo circuito e chiudete questa pillola. Quindi questo è un circuito per le persone che vogliono dare uno slancio alla propria vita del fare. Quindi mettete qui il testimone e la parolina, voglio dimagrire, voglio andare al mare, essere simpatico, voglio fare ginnastica perché non so, voglio rafforzare gli addominali e via dicendo. O anche cose più importanti, voglio incontrare una persona importante nella mia vita, voglio che il mio ex marito non mi rompa più i santissimi, insomma, tutte quelle cosine lì. Poi vediamo un po', ecco, io lascerei qui la prima parte. Alla prossima pillola.